I tagli non li facciamo noi, li subiamo. Chiara è la posizione del governatore Luca Zaia che a Palazzo Balbi ha presieduto la prima giunta del 2013. La sanità al centro con nuovi tagli all'orizzonte, la regione attaccata per la mancata copertura ai cosiddetti extra LEA, i servizi non assistenziali come ad esempio il trasporto ai disabili. Alle associazioni in rivolta il presidente Zaia fa una promessa. Noi stiamo lavorando affinché non ci sia alcun problema per le famiglie dei disabili e soprattutto per avere risposte. Il nostro obiettivo è quello di non cambiare lo status quo, come si direbbe, cioè lasciare tutto com'è. A Venezia, primo vertice post nomina dei direttori generali delle ULS, alla presenza del governatore, dell'assessore alla sanità Coletto e del segretario regionale Mantoan. Approvata la delibera che regola gli schemi quadro di assunzione dei nuovi direttori sanitari, amministrativi e sociali, su cui ogni direttore generale avrà la massima libertà, ai direttori il governatore ha ribadito le linee guida dell'azione. Essere una squadra unica, massimo rigore nell'applicazione della legge, razionalizzazione di tutti i costi a partire dalle auto aziendali. Noi stiamo subendo tagli paurosi, stiamo subendo tutte le angherie possibili e immaginabili da parte di un legislatore e di un governo che non vuole tagliare chi spreca. Basterebbe pensare che se si applicasse la spesa pubblica del Veneto a tutta Italia si risparmierebbero 28 miliardi di euro. E in attesa della delibera taglia liste d'attesa che porterà all'apertura degli ospedali anche di notte se necessario, Zaia comunica di aver raggiunto un singolare accordo con Gianmaria Dalzotto, il radiologo vicentino che su Facebook lo aveva accusato di assumere droghe. Ritirata la querela, il presidente ha ottenuto in cambio dal medico 4 ore di lavoro gratis la settimana all'ospedale San Bortolo di Vicenza per un anno. Farà diagnosi su anziani, su persone che sono in lista d'attesa e che aspetteranno un po' di meno grazie a questo accordo.